Il 22esimo meeting internazionale di Ponzano Veneto è ai cancelletti di partenza. Domani sera 29 giugno al campo di atletica di Ponzano Veneto si presenteranno 160 atleti da 20 nazioni diverse, dal Kenya, Marocco, Honduras, Cuba, America, Uganda e Senegal, solo per citarne alcune. Il meeting di Ponzano è un appuntamento importante per gli atleti che vogliono qualificarsi agli europei e alle prossime Olimpiadi. Novità per il 2012 è l'inserimento dei 10.000 femminili, gara richiesta dalla Federazione Indiana per poter portare a Londra le proprie atlete, che otterranno il minimo al Memorial Giovanni Maria Idda. Per esempio stamattina sono andato all'aeroporto a prendere un atleta che che è marocchino e arrivava in aereo e sono andato a prenderlo e è da 2 mesi che si prepara per questa manifestazione. Un ragazzo molto sensibile e si stava appunto preparando per fare un minimo per dopo vedere se è possibile andare anche alle Olimpiadi. Ieri sera la presentazione del programma e dell'evento organizzato dall'Atletica Ponzano alla Barchessa di Villa Serena, che ha visto la partecipazione del presidente della FIDAL regionale Paolo Valente e della rappresentanza provinciale, del sindaco di Ponzano Giorgio Granello e l'assessore allo sport Pizzolon Bonaventura. Per tutti coloro che vorranno vivere le gesta dei grandi atleti del 22esimo meeting internazionale, appuntamento domani sera al campo di atletica di Ponzano dalle ore 20. L'ingresso è gratuito.